Sono stati 538 i nuovi casi Covid registrati nelle scorse 24 ore in Sicilia, a fronte di 14.076 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale di poco al 3,8, mentre la giornata precedente era del 3,6. La Sicilia torna così al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi. Gli attuali positivi sono 21.036 con un incremento di 298 casi. I guariti sono 238, mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a un complessivo di 6.693. Sul fronte ospedaliero sono adesso 758 ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 101, 1 in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 82, Catania 159, Messina 7, Siracusa 148, Ragusa 40, Trapani 52, Caltanissetta 23, Enna 19 e la nostra provincia Agrigento 8. E sempre in tema di controlli anti-Covid, sabato sera massicci sono stati quelli fatti da parte delle forze dell'ordine nel cuore della movida della città, in particolare tra via Atenea e via Pirandello, una corposa attività al fine di verificare il rispetto delle norme anti-Covid e della nuova ordinanza sindacale che nella città dei Templi impone la chiusura dei locali alle 2 e il divieto di vendere alcolici da sport dopo la mezzanotte. Le forze dell'ordine hanno riscontrato diverse irregolarità. Una panineria di via Pirandello è stata chiusa per 2 giorni e il titolare è multato per un importo di 800 euro per non aver esibito il cartello dove viene indicato il numero massimo di persone consentito all'interno dell'esercizio commerciale. Poco dopo 2 sanzioni di 400 euro ciascuna sono state elevate ad altrettante persone, sorprese senza la mascherina. Tante altre segnalazioni dei residenti che si lamentano per via del poco ordine e del tanto caos nelle zone della Mofida, rifiuti sparsi dovunque, vasi di fiori utilizzati come portacenere, schiamazzi e tante altre cose di questo genere.